Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati a Segnalibro. Oggi vogliamo cominciare portandovi in quella che è considerata la libreria più bella del mondo. Si trova in Argentina, a Buenos Aires, e ci fa capire questa struttura, un teatro in realtà, come è possibile coniugare libri, letteratura e turismo. Un antico teatro riconvertito in libreria. Oggi el Ateneo Grand Splendid a Buenos Aires, Argentina, è la più bella libreria al mondo, secondo la rivista National Geographic. L'attuale edificio venne inaugurato nel 1919 dall'imprenditore austriaco Max Glucksmann, che ne commissionò la costruzione per installare un cineteatro sulle fondamenta dell'ex Teatro Nazionale. Per anni ha ospitato spettacoli ed esibizioni di tango. Poi, negli anni '20, le prime trasmissioni radiofoniche. Nel 2000 è stato riaperto come libreria e ancora oggi ha mantenuto l'antico fascino, la cupola dipinta, le balconate e le ringhiere originali e il sipario di velluto. È la più grande libreria dell'America Latina, con i suoi 90.000 titoli e i 200.000 libri distribuiti su 3 piani e nel seminterrato. I palchetti sono diventate sale per la lettura, ma ci sono comode poltrone anche in platea, in mezzo agli scaffali, e il palcoscenico attualmente è un ristorante pasticceria e c'è persino un pianoforte il cui suono accompagna spesso la lettura. Nel seminterrato invece ci sono i libri dedicati ai bambini e al posto della biglietteria si trovano i libri tastabili. Un luogo diventato anche un'attrazione turistica, arrivano circa 3.000 visitatori al giorno ad ammirarla, anche 5.000 nel fine settimana. Este lugar que hoy nos distingue National Geographic con... La menzione speciale del National Geographic è da un lato inaspettata, dall'altro ci riempie d'orgoglio. La verità è che siamo molto felici, ha detto Juan Pablo Marciani, portavoce della libreria. Un riconoscimento che secondo lui è un grande omaggio alla cultura della stessa Buenos Aires nel mondo. Lo avete visto, il teatro, la lettura, la scrittura, le declinazioni dei testi che spesso si traducono in immagini e poi vengono veicolate in questo nostro mondo globalizzato attraverso il web. È il caso di Siriku di Imma Guarashi, una sperimentazione di comunicazione sociale. Siriku è il primo episodio interattivo web della webserie Metamorfosi, un progetto di comunicazione sociale ambizioso che propone di coniugare quello che è il concetto di territorio, di regione, ma anche di recupero di una archeologia industriale come quella delle filande di Mendicino e coniugarlo con quella che è l'attualità, la tematica sociale dell'immigrazione e le possibili risoluzioni di integrazione o di accoglimento degli immigrati o di esclusione. È un progetto ambizioso, come dicevo, perché vuole coniugare il passato e il presente. E dalle immagini di questo episodio, che è possibile recuperare su YouTube tramite i canali appunto social, si può benissimo intravedere quella che è una parte della nostra terra, una parte della realtà, e dare una possibile soluzione, proprio perché, essendo un episodio interattivo, ha 3 finali possibili. Pertanto il web spettatore potrà decidere se accogliere Siriku oppure integrarlo oppure rifiutarlo. È un progetto che nasce da un'idea di comunicazione sociale e tende appunto a far vedere la nostra terra come la terra che può essere quella dove è possibile l'accoglienza, dove è possibile l'integrazione e dove è possibile anche recuperare la storia e non dimenticare il passato per cambiare il futuro.
Hai portato un circo nuovo? Magliette di Enjoy Vasche. È tuo. È tuo. E c'è il nostro consiglio di lettura per questa settimana, il libro classico con un genere molto amato che è il giallo, si chiama La Malaluce, lui è Luigi Carbone, una storia molto particolare ambientata a Palmi. Questa è una storia che, come tutte le storie, è come una ricetta, mette insieme un po' tutto, per cui le parti sono dosate in maniera tale che emerga lo sfondo, che non è sfondo perché il paese è protagonista. Non c'è un vero protagonista in realtà nella storia, ma è una storia corale perché le storie devono parlare di persone. È un giallo, ma l'indagine è un pretesto perché serve, un po' come nella storia della nostra letteratura, a enfatizzare determinati comportamenti. I personaggi sono fondamentali perché io ritengo che la letteratura, la narrativa debba prima di tutto parlare di persone. Qui si parla di persone, dei loro vizi, delle loro virtù, del fatto che si possa essere gentili e meschini allo stesso tempo, anche in maniera inconsapevole, e soprattutto sono delle persone, ecco, un po' come me, perché nei libri chi scrive mette se stesso, e da qui il titolo. Sono persone che non sono capaci di vivere il presente, sono dolorosamente o malinconicamente attaccate, aggrappate a un passato che non esiste più, guardano verso un futuro che si realizzerà oppure no, e intanto però la vita presente gli sfugge perché non la tengono d'occhio. E da qui il titolo che ho preso in prestito, mi sono permesso, dal mio scrittore preferito, che è Dante Alighieri, che fa dire a Farinati degli Uberti questa frase: la malaluce è la presbiopia, cioè la grande capacità di vedere da lontano ma di non vedere da vicino. Le anime dell'inferno fanno questo, sono aggrappate in maniera tremenda a un passato che ancora fa male, vedono il futuro ma non conoscono il presente, e l'incapacità di vivere il presente di questi personaggi poi porta a delle pieghe storte che non sto qui a rivelarvi naturalmente, perché se no insomma, vi rivelerei la parte divertente del romanzo. Ha delle pieghe storte che però hanno a che fare comunque con la nostra vita. Non è un romanzo che parla di criminalità organizzata, che rimane sempre sullo sfondo. È un romanzo che parla della borghesia piccola e media della Calabria, perché ho trovato che difficilmente se ne parla. Se si parla di Calabria in narrativa si parla quasi sempre di alcuni aspetti, eppure della piccola borghesia, quella fatta del lavoratore trimestrale o del pensionato o dell'insegnante o dell'impiegato delle poste o della negoziante, insomma se ne parla davvero molto poco, ed è un'umanità che è comunque influenzata dall'ambiente circostante. Piove sempre, sì, piove sempre perché mi sono un po' arrabbiato con i continui tramonti del mio paese. Questo libro è un atto d'amore verso il mio paese, come credo poi faccia qualunque persona poi si trovi a scrivere delle storie. Un atto d'amore verso il mio paese nel quale non vivo più da tanto tempo, e però siccome io non posso più stare al mare e al sole della mia amata Palmi, allora qui piove, ho fatto piovere di continuo. Ogni volta che parlava dello scoglio dell'ulivo o del gelato, alzava il volume della voce e il suo tono saliva di un'ottava, quasi a voler dire che una città sul mare sarà sempre migliore di tutte le altre in ogni suo aspetto, e che il gelato come dalle mie parti, ma che ne volete sapere? Se andava in giro vantandosi di palmesi che vincono il Nobel o che diventano pianisti di fama mondiale,
Se raccontava le storie di Donna Canfora e del terribile Dragut, lo faceva solo per riempire quel vuoto tremendo che è lo spazio tra chi è partito e la sua terra impastata di suoni e profumi, la distanza tra chi sta altrove e la sua aria, proprio quell'aria che da altre parti non si respira più. Cercava di colmare un abisso con le pietroline dei ricordi di luoghi che esistono nel passato e nel futuro, ma non più nel presente. Poi gli passava per un po'. E poi ci sono le sperimentazioni con la scrittura che calca più palcoscenici, è il caso del teatro, dove la maschera tradizionale calabrese Giangurgolo incontra il grande Amleto. Come sarà questo incontro? Come lo avrà immaginato Libero Teatro e Max Mazzotta, che da anni portano avanti questo progetto? Lo chiediamo a lui. Abilissimi Angeli. Ma non ti rendi conto che la macchina si è già messa in moto? Stupido, io ti ignoro i problemi. Non è per cattiveria, teniamolo un po', Giangurgolo, maschera calabrese, e Amleto, personaggio shakespeariano. Sembrano due ovviamente personaggi lontanissimi, lo sono, però poi andando a fare un esperimento, che è quello di metterli insieme appunto per creare un'opera che è Giangurgolo, principe di Danimarca, cioè un'opera di commedia dell'arte dove il testo non deve essere testo vero e proprio, ma canovaccio. Cosa vuol dire questo? Cioè prendere spunto, ma anche scrivere delle scene, chiaramente, di scene o già preconfezionate o scene già esistenti, caso Amleto di Shakespeare, e giocare con questo canovaccio cercando di creare una storia ex novo che si rifà un po' alla storia chiaramente originaria, ma che trova nel teatro, sul palcoscenico, grazie agli attori, grazie alla loro creatività e grazie al fatto che comunque si racconta magari un discorso un po' diverso da quello originario, ecco, viene fuori poi un'opera completamente diversa. Difatti il teatro è un ibrido sempre tra ciò che è il testo e ciò che poi sono l'arte degli attori che si mettono insieme all'interno del palcoscenico tramite un regista che fa da trade union, diciamo, da artista in questo caso, da visionario, ecco. E in questo caso visionario, in questo caso è stata una visione effettivamente che abbiamo avuto, non soltanto io ovviamente, i miei collaboratori, Libero Teatro, Donato Martano, che direttamente dall'inglese abbiamo, diciamo, tradotto al calabrese, ecco, non tutto il testo, intendiamoci, delle piccole parti, 2 monologhi sicuri di Amleto che sono il primo importante, se questa solida carne potesse fondere, eccetera, 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 dove lui sta malissimo perché vede la madre sposare il suo zio e lui non poter far nulla perché suo padre è appena morto e non riesce a capacitarsi come mai sua madre si sposi con lo zio. Ecco, c'è già un sentore Amleto di qualcosa che non va. Ecco, nel nostro Giangurgolo diciamo che a tutti i personaggi che rappresentano la commedia dell'arte ho cercato di tenerli dentro, cioè il dottore Balanzone, che è la famosa maschera bolognese, da noi è il dottor Pollone, cioè perché Polonio dell'Amleto diventa dottor Pollone. Poi l'Amleto ovviamente diventa Giangurgolo perché è il protagonista, il capitano, Giangurgolo capitano, Amleto principe. Ecco, già questi 2 titoli sono importanti. Un principe che non riesce a essere re, un capitano, Giangurgolo, che non ha un esercito, che non riesce ad avere un esercito, non riesce a combattere nessuno. Perché? Perché la maschera in sé è una maschera che prende in giro il potere, prende in giro il capitano in sé, quindi per cui Giangurgolo, Giovanni Boccalargo, uno che parla a sproposito, uno che beve sempre, un codardo. Ecco, la codardia, diciamo, in un certo senso lega come principio Giangurgolo e Amleto, cioè il fatto del non agire, non poter agire, non saper agire, non avere il coraggio di agire. Ecco, questa cosa poi dopo
aperto una strada incredibile attraverso il nostro lavoro, la comicità e lo spettacolo che stiamo facendo noi, cioè Gianburgo Principe di Danimarca, spettacolo di commedia dell'arte, perché l'intreccio poi della storia dell'Amleto si sposa perfettamente con l'intreccio di commedia dell'arte. Questo è chiaro, i personaggi ci sono pure, sono molto simili e speriamo insomma, che il pubblico sia soddisfatto insomma, del nostro lavoro e di quello che noi proponiamo. Amici! Vedi una cosa importantissima. Amici, sono 100 anni che siamo amici. Non troppo amici, non te la caga, ballo tu Carissimi, sono qui per affidarvi un compito delicato. Un'altra volta. Perché un'altra volta? No, non potete. Sarete gli attori protagonisti di un'opera teatrale scritta da me. E quando è scritta sopra, Gianco? Mettitemi fregati, Adalia! Non dimentichiamo i classici e la Lectio Magistralis del professor Nuccio Ordine che indaga nel passato scoprendone soprattutto l'attualità. Oggi la cosa più importante è far capire ai nostri giovani nelle scuole e nelle università che i classici non si leggono per superare un esame o per prendere una laurea. I classici si leggono soprattutto perché ci insegnano a vivere. In quest'ultimo libro, Gli uomini non sono isole, ho cercato di mettere in rilievo l'importanza del tema della solidarietà umana. Già dai tempi di Omero, accogliere lo straniero è una cosa fondamentale, è una cosa importante. Oggi una serie di slogan che stanno dominando la politica nel mondo, America First, gli italiani prima, la France d'abord, non fanno altro che rendere disumana l'umanità. I classici invece ci dicono che noi non possiamo vivere senza gli altri e che è criminale mettere i poveri contro i poveri quelli che stanno pagando la crisi, le classi medie e le classi povere, e dall'altra parte i nuovi poveri che arrivano dal Mediterraneo sulle nostre coste. Ecco, Seneca ci dice: solo chi vive per gli altri può dare un senso forte alla propria vita, ma lo dice anche un grandissimo scienziato come Albert Einstein, che sul New York Times scriveva: solo una vita vissuta per gli altri è una vita che merita di essere vissuta. Chiudiamo come sempre con la classifica dei libri più venduti della settimana. Scivola al 10° posto il saggio The Game di Alessandro Baricco, edito da Einaudi. Pagine di un viaggio nell'era moderna attraverso oggetti diversi dal passato, strumenti di quella rivoluzione tecnologica che ha portato, sostiene l'autore, ad un'insurrezione mentale. I pionieri di Internet si aspettavano questo risultato? La risposta la troverete leggendo. New entry al 9° posto il nuovo libro di Matteo Renzi, Un'altra strada, idee per l'Italia di domani, edito da Feltrinelli. Pagine in cui l'autore, con chiarezza e senza sconti, dà forma a una nuova narrazione dell'avvenire, fermamente convinto che se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno. 8° posto per Elena Ferrante con Storia della bambina perduta, edito da E.O., 4° e ultimo volume dell'Amica geniale, la saga italiana di grande successo portata sul piccolo schermo da Rai 1. Le due protagoniste, Lila ed Elena, sono ormai adulte, entrambe hanno lottato per uscire dal rione natale di Napoli, e la storia di un'amicizia forte e vera. Perde una posizione al 7° posto questa settimana Michelle Obama con Becoming, la mia storia, edito da Garzanti. L'autobiografia appassionata dell'ex First Lady d'America, pagine che raccontano attraverso la vita di Michelle l'America che cambia, sullo sfondo resta il sogno americano di sempre. 6° posto per Wilbur Smith, La guerra dei Courtney, edito da HarperCollins Italia.
Ambientato nella Parigi del 1939, è la storia di due eroi che lottano a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altro. Una storia di coraggio che porta il lettore nel cuore della Seconda Guerra Mondiale. Quinto posto per Padrini fondatori, la sentenza sulla trattativa Stato-mafia che battezzò col sangue la Seconda Repubblica, di Marco Lillo e Marco Travaglio, editore Paper First. Fotogrammi di una stagione politica di un quarto di secolo fa, utile per capire l'Italia di oggi. Entra in classifica e conquista subito il quarto posto Conversazione su Tiresia di Andrea Camilleri, edito da Sellerio. Indossando i panni di Tiresia, Camilleri, con la potenza del mito e la forza della sua narrazione, conferma l'incrollabile passione per il teatro, la formidabile cultura e ci regala un'opera unica, preziosa. Terzo posto per Serotonina di Michel Houellebecq, edito dalla Nave di Teseo. Protagonista è un uomo che ha conosciuto la felicità e la fine della felicità. Il 46enne funzionario del Ministero dell'Agricoltura vive in un brutto appartamento a Parigi, un romanzo intriso di ironia amara. Al secondo posto La ragazza della luna di Lucinda Riley, edito da Giunti. Quinto episodio della saga delle 7 sorelle, l'avventura di Tiggy a caccia delle sue origini, l'incontro con strani personaggi, scrittura incalzante in una contaminazione di storia e fantasy. Il podio è per Rien ne va plus di Antonio Manzini, edito da Sellerio, nuovo capitolo sul vicequestore Rocco Schiavone alle prese con la scomparsa di un portavalori carico di 3 milioni di euro. La personalità del vicequestore cinico, ma con una umanità insospettabile, conquista i lettori. Vi ricordo la nostra mail per inviarci delle vostre proposte, per delle segnalazioni, rosalba.baldino@tennonline.tv. Grazie come sempre a Luca Chito in regia, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.